Da Cassola alla Luna sono 385.000 chilometri e spiccioli, mentre da Cassola a Cape Canaveral, celebre rampa di lancio verso lo spazio, sono solo 8.000 chilometri. Su questo triangolo si stende una serie infinita di calcoli, progetti, disegni e sogni che stanno portando in queste ore un modulo lunare sulla superficie del nostro satellite. Il cuore dell'apparecchiatura è italiano, anzi veneto. Lo hanno progettato e costruito alla Cascom di Cassola, dove prima dell'alba si sono dati appuntamento ingegneri, tecnici, referenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, addetti ai lavori e autorità per assistere in collegamento diretto con Cape Canaveral in Florida al lancio del vettore che porterà di nuovo nello spazio l'ingegno nostrano. Questa mattina in Quascom abbiamo seguito dal vivo il lancio del vettore Falcon 9 di SpaceX con a bordo un lander commerciale di una società americana che imbarca uno strumento sviluppato totalmente da Quascom a Bassano del Grappa ed è uno strumento GNSS, quindi un ricevitore di segnali di navigazione satellitare che è stato sviluppato appositamente per ricevere questi segnali dalla superficie lunare. Il progetto è partito anni fa e giustamente rappresenta un motivo d'orgoglio nazionale perché è la prima volta che strumentazioni italiane arrivano sulla Luna per effettuare rilievi e inviarli sulla Terra. Per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana e di NASA, negli ultimi 4 anni abbiamo sviluppato un ricevitore GPS Galileo che per la prima volta sarà utilizzato attorno alla Luna e sulla superficie lunare. Abbiamo realizzato qui in Quascom tutta la tecnologia, l'hardware e sviluppato il software. Abbiamo avuto tutta una serie di attività di integrazione con l'azienda americana Firefly per andare a posizionare l'antenna e il ricevitore nel lander Blue Ghost 1 e abbiamo sviluppato anche un centro di controllo che già da oggi andrà a ricevere i dati di telemetria del nostro ricevitore e farà tutta una serie di analisi. Il lancio, per la cronaca, si è svolto perfettamente e i presenti nel bunker della Cascom hanno potuto assistere, tramite le immagini fornite dalla NASA e dall'ASI, al conto alla rovescia e al volo verso l'infinito del razzo SpaceX, che poi è tornato a casa per poter essere utilizzato nuovamente. Una nuova frontiera dell'esplorazione del cosmo con un cuore bassanese che batte lassù sulla faccia bianca della Luna.